Eccoci qui domenica 7 settembre, Piazza del Popolo, Viale della Vittoria, e presentiamo ora una società storica di Vittorio Veneto che in realtà già tutti conoscono, non avrebbe bisogno di ulteriori presentazioni, che è Vittorio Atletica. Lascio direttamente la parola a uno dei nostri tecnici che ci spiegherà perché i ragazzi oggi hanno bisogno di fare atletica. Hanno bisogno perché veramente intanto l'atletica è più o meno vista come uno sport all'aria aperta, è vista come uno sport individuale anche se tante attività viene fatta in gruppo, come fosse un'attività di gruppo e non solo individuale. È completa perché tra attività di salti, corse, lanci, ostacoli, corse veloci, corse lunghe, ce n'è per tutti. All'età di scuole elementari, dico anche scuole medie, fanno un'attività completa facendo tutte le specialità, dopo crescendo, specializzandoci vanno a fare magari quello che hanno più piacere di fare, quello che li soddisfa di più, quello che magari riescono ad avere anche dei risultati soddisfacenti per loro. Abbiamo la fortuna a Vittorio di avere un bel impianto di atletica dedicato all'atletica qui in centro e questo ci consente di fare veramente lo sport nel migliore dei modi. Allora, uno sport noto, quindi, ma quando e dove possono venire i ragazzi a provare le vostre attività? Allora, nelle categorie elementari e medie, scuole elementari e scuole medie, sono previste allenamenti 3 volte alla settimana in pista. Abbiamo anche nell'attività invernale una palestra a disposizione, però normalmente l'attività è pensata in pista all'aperto. I giorni per alcune categorie sono tutti i giorni, nelle categorie elementari e medie sono dei giorni precisi, lunedì, mercoledì e venerdì. E sono i tecnici che seguono appunto divisi in fasce di età in modo che gli atleti sono sì coi pari età e vedono anche, diciamo, il crescere della società quando vedono gli atleti più grandi fare l'attività loro. A livello grandi attività assoluta prima squadra, il discorso è più agonistico perché chiaramente nell'età delle scuole elementari e medie c'è una parte ludica che dopo crescendo viene un po' diminuita per lasciare un posto più all'attività in maniera agonistica. Dico questo, in parte non sarebbe neanche reale perché dopo si dà comunque a tutti la possibilità di fare sport. Dunque, anche se un atleta magari ha piacere di stare nel gruppo, fare attività comunque e non ha dei risultati che sono, diciamo, da migliori in provincia, in Veneto, in Italia, è giusto che anche questi abbiano la possibilità di fare nelle loro possibilità lo sport e vivere l'atletica in base a quello che riescono a fare. Perfetto, allora noi invitiamo tutti i ragazzi di tutte le età a provare l'atletica, maschi e femmine, assolutamente sì, non ci sono limiti, con la società Vittorio Atletica presso le strutture sportive di Vittorio Veneto.